Il caldo si fa sentire nelle fabbriche del nord-est e in qualche caso la situazione diventa insopportabile. Ieri 160 operai su 800 della Electrolux hanno scelto di non lavorare. Alcuni uscendo prima della sirena di fine turno, altri addirittura senza presentarsi all'inizio di quello successivo. Una decisione giunta quasi a sorpresa e arrivata dopo giorni di discussione sulle temperature considerate eccessive per poter continuare a operare in sicurezza lungo le linee di produzione negli stabilimenti di Susegana, nel Trevigiano. L'episodio è caduto nella tarda mattinata dopo l'incontro fra la direzione del colosso svedese e le rappresentanze della sicurezza per i lavoratori, un confronto che in concreto si era risolto con un nulla di fatto, ma che ha portato l'RLS a decretare la sospensione per autotutela degli operai che non si sentivano in grado di proseguire l'attività. Così una parte, pur minoritaria, degli addetti è volontariamente uscita dalla fabbrica dopo sole 5 ore di lavoro al posto delle 8 previste, mentre altri non si sono presentati in sede all'inizio del proprio turno di lavoro dalle ore 14. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 24 agosto 2023. La prima notizia del giorno riguarda il caldo, l'AFA record. Troppo caldo per lavorare in 160 a casa all'Electrolux. Questo il titolo sul Gazzettino di oggi. Nello stabilimento di Susegana è in corso un braccio di ferro tra i sindacati e l'azienda. I rappresentanti degli operai hanno decretato la sospensione per autotutela. Una parte degli 800 addetti ha quindi deciso di uscire dopo 5 ore, altri non si sono presentati per il loro turno alle 14. La protesta nasce dopo che un termometro lunedì ha registrato 34 gradi. La direzione potrebbe considerarlo uno sciopero. Leggiamo sempre sul Gazzettino di oggi, che tra l'altro parla del bollino rosso per Venezia, Verona e Trieste, confermato anche per oggi. Una decina di malori a Treviso, aumento degli accessi al pronto soccorso a nord-est, molte persone in difficoltà, gli anziani soprattutto, diversi malori, una decina soltanto nella provincia di Treviso, senza per fortuna gravi conseguenze. Considerevole aumento degli accessi ai pronto soccorso come a Padova. Caldo e umidità di questi giorni stanno mettendo a dura prova veneti e friulani, con punte del termometro schizzate verso l'alto. Tra le 17 città segnalate dal Ministero con bollino rosso c'è il massimo rischio per la popolazione. Per oggi e domani ci sono anche Venezia, Verona e Trieste. Una situazione di disagio che resterà tale fino a domenica, quando il fronte del gran caldo, secondo i meteorologi, si romperà anche con bruschi cali delle temperature e qualche pesante grandinata. Tra le città preda del caldo, per oggi secondo il meteo.it anche Padova con 36 gradi previsti e Verona con 37. La notizia sullo stop in autotutela da parte degli operai alla Electrolux di Susegana anche sulle pagine del Corriere del Veneto. AFA record in fabbrica, gli operai disertano i turni, le imprese edili spostano i cantieri in ombra, stop ai lavori sui tetti e da Venezia a Verona i comuni riattivano le fontane pubbliche. Un agosto torrido, questo il titolo. Nella sede di Electrolux di Susegana sono stati raggiunti 34 gradi in alcuni reparti. I rappresentanti sindacali hanno chiesto di interrompere il turno mattutino 3 ore prima e di annullare quello pomeridiano, ma la risposta dell'azienda è stata negativa. Sono molte le aziende che nelle scorse settimane hanno affrontato il problema, anche nei cantieri allarme rosso per colpa delle temperature che, come detto poco fa, dovrebbero fortunatamente rientrare nel fine settimana. Ma torniamo alla questione di Electrolux, sempre sul Corriere del Veneto. Ci sono le dichiarazioni dell'RSU che dicono: lavorare in queste condizioni non è sicuro, mancano le condizioni idonee per operare. Le parole della RSU dei lavoratori. Ed ora voltiamo pagina per procedere
con la rassegna stampa di oggi, una serie di notizie flash. La prima sempre sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi: dai granchi blu all'elettricità, l'alieno trasformato in biogas, sperimentazione nel veneziano. Si parla insomma del granchio blu, uno dei temi in qualche modo di questa estate. Si potrebbe arrivare a smaltire fino a 20 tonnellate di questa specie aliena e che sta infestando le coste italiane. Appunto si potrebbe arrivare a smaltirne fino a 20 tonnellate con le aziende pilota, fino a 100 con tutte le aziende venete, quindi smaltito questo granchio blu trasformandolo in biogas. Le cooperative di pescatori della zona di Porto Tolle intanto ogni giorno escono per pescare il granchio blu, nasse e reti vengono gettate, ogni giorno raccolgono tonnellate di crostacei che vengono poi stoccati in attesa di smaltimento. Nel frattempo molti vengono anche venduti naturalmente per essere mangiati, soprattutto dagli americani delle basi militari presenti sul territorio veneto. Voltiamo pagina: i mostri e il drago, bruciata nella notte l'opera dell'artista Marco Martalar, simbolo della natura indomabile. Era stata realizzata a Lavarone con gli alberi distrutti dalla tempesta Vaia. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi. L'arte incenerita, lo scultore vicentino Marco Martalar si dichiara triste e incredulo, dice ancora presto per dire se ricostruirò il drago. I quotidiani del gruppo Gedi pubblicano la foto naturalmente delle ceneri del drago bruciato, Martalar su ciò che resta del suo drago alato di Magrè, alto 6 metri, lungo 7, e anche la foto del drago com'era, di legno, appunto realizzato con il legno di Vaia 2 anni fa. Era stato costruito, realizzato su questo spazio aperto che domina gli altipiani cimbri. L'ultima notizia di oggi riguarda la diffusione invece della copertura della fibra, della banda larga. La competitività corre sulla fibra, in Veneto ha raggiunto quasi l'obiettivo. Questo è il titolo sui quotidiani del gruppo Gedi. Capitali industriali come Treviso e Vicenza sono ancora sotto il 50%, però questi sono i dati di Broadband Map di Agicom sulla banda ultralarga. La mappa pubblicata dai quotidiani del gruppo Gedi mostra che soltanto le province di Verona, di Padova e di Venezia hanno una copertura che supera il 50%, nessuno comunque raggiunge il 60%, tutte le altre province sotto al 50% di copertura, quindi tanta strada da fare ancora. Per oggi la rassegna stampa di Sveglia Veneto invece termina qui. Grazie per aver ascoltato questa puntata, a tutte e tutti voi una buona giornata.